Amici telespettatori, ospite oggi del nostro programma è la professoressa Rossana Martorelli, da 21 anni docente di archeologia cristiana e medievale presso l'Università di Cagliari, che lo scorso settembre è stata una delle animatrici, o forse l'animatrice principale dell'11° Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana, che per la prima volta si è svolto a Cagliari. Professoressa, come mai la scelta di Cagliari per questo Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana? La scelta delle sedi in cui si svolgono i congressi di archeologia cristiana ricade di volta in volta su un luogo di ogni singola regione. Sono iniziati nel 1950 e sono stati fatti già in diverse regioni d'Italia. In Sardegna non era mai stato fatto, e dato che ormai da alcuni decenni la ricerca nel campo dell'archeologia cristiana sta andando piuttosto avanti, ci è sembrata una buona occasione per accogliere studiosi delle altre regioni e nello stesso tempo per discutere con questi studiosi di quanto noi invece stiamo trovando nell'isola. Ci è sembrato un buon tavolo di confronto e quindi abbiamo proposto all'ultimo congresso, che si è svolto in Calabria, la nostra sede. È stata accolta con grande piacere e quindi così sono Così. venuti tutti a Sono Cagliari. venuti molti scienziati, molti studiosi, molti archeologi sono venuti, sì. Sì, più di un centinaio. Quindi un grande impegno organizzativo quella cosa. Notevole. Ascolti, lei, ho visto che in quei 2 giorni gli studiosi, gli scienziati hanno visitato anche scavi cagliaritani, Sant'Eulalia, Santa Lucia, Santo Sepolcro, ovviamente San Saturnino. Ecco, secondo lei, ecco, qual era in quegli anni, così dalle testimonianze che voi trovate, archeologiche che trovate, lo stato di evoluzione del cristianesimo in Sardegna? Il cristianesimo ha avuto sicuramente una grandissima evoluzione in Sardegna. Le nostre ricerche stanno aggiungendo di volta in volta delle tessere di un mosaico. Ancora c'è molto da fare perché, rimanendo anche soltanto nella città di Cagliari, la città ha avuto una storia che ha portato gli abitanti a spostarsi da una parte e dall'altra, e quindi spesso sono state nascoste le fasi antiche di vita della città. Quindi non è ancora tutto conosciuto quello che riguarda il periodo del cristianesimo. Per ora noi possiamo dire che era un cristianesimo abbastanza intenso e abbastanza maturo, molto collegato alla Chiesa di Roma. Quando poi la Sardegna rientra nell'impero bizantino ha molti legami anche con la Chiesa d'Oriente, ma certamente la Sardegna è stata fra le prime regioni che hanno ricevuto il cristianesimo, forse anche perché qui venivano mandati condannati ad metalla e quindi sono stati loro stessi che hanno introdotto probabilmente le nuove idee. Ecco, professoressa, il tema del convegno è il ruolo delle isole maggiori nella diffusione del culto dei santi, o uno dei temi affrontati. Ecco, come circolava la devozione in quel periodo, e soprattutto in Sardegna, però possiamo dire in generale. I veicoli sono molti. E prima di tutto è un veicolo che non ha nulla a che vedere con la religione, cioè il veicolo commerciale. Sono i commercianti che girano per il mondo mediterraneo sulle navi da carico che trasportavano le anfore con le merci, che diffondono da sempre le idee nuove, non soltanto quelle cristiane. E probabilmente il cristianesimo arrivò anche con queste persone, commercianti e militari, membri dell'esercito che andavano per ovvie ragioni da una parte all'altra dei territori dell'impero, portano con sé anche il credo e nuove religioni. Quindi sicuramente anche l'isola ha risentito di questo, sia la Sardegna sia l'altra isola maggiore che è la Sicilia, ma terre diciamo di sosta sono state anche le isolette minori, dove spesso queste navi si fermavano e dove noi archeologi appunto sappiamo che ci sono stati dei mercati di scambio perché troviamo gli oggetti, quindi sappiamo che appunto le navi si sono fermate. Ascolti, professoressa, così in questo convegno, forse proprio lei, parla di una cattedrale paleocristiana a Cagliari. Ecco, state cercando il luogo, il sito in cui sarebbe sorta questa cattedrale, ma si può parlare veramente di una cattedrale paleocristiana? Sì, sicuramente esisteva perché Cagliari ha un vescovo almeno a partire dal 314 che ha attestato al concilio di Arles
dove figura fra i firmatari alla fine Quintasio. Quintasio, che con il presbitero Ammonio appunto risulta presente a questo concilio indetto dall'imperatore Costantino. Quindi certamente se c'è un vescovo c'è anche una chiesa dove il vescovo opera, quindi se non proprio all'inizio del IV secolo, all'epoca il vescovo poteva avere anche un luogo più di fortuna perché si era agli inizi della diffusione del cristianesimo, però nei secoli successivi ha sicuramente avuto una cattedrale. Sono le vicende storiche che Cagliari ha attraversato, come dicevo prima, che hanno fatto sì che poi le tracce dell'antica città siano rimaste sepolte sotto metri di interro. Abbiamo trovato negli scavi di Sant'Eulalia ben 7 metri di terra che hanno coperto le rovine antiche, che oggi ci impediscono di sapere dove fosse la cattedrale paleocristiana. Ipotesi? Ipotesi ne sono state fatte tante nel corso dei secoli. Chi l'ha collocata a San Saturnino, dove però è molto improbabile perché San Saturnino aveva un'altra funzione, era un santuario, quindi lì veniva espletata una liturgia che è diversa da quella che si fa in una cattedrale. Qualcuno ha ipotizzato a Sant'Agilla, dove poi c'è sicuramente invece la cattedrale successiva. Qualcuno ha ipotizzato sotto alla cattedrale attuale, perché appunto essendosi spostata la città con i suoi abitanti, si è spostata anche la cattedrale naturalmente. È probabile che la cattedrale fosse nella vecchia città, all'interno della vecchia città romana e bizantina, forse proprio anche nel quartiere della Marina. Speriamo che ulteriori scavi ci diano delle informazioni più precise, comunque le stiamo cercando. Sì. Ascolti, leggendo la vita di San Fulgenzio, si parla di lui ha fondato un cenobio, un monastero, procul astrepitu urbis, cioè lontano dai rumori della città, e si pensa che sia la zona di San Saturnino. È così? E lì veramente avete trovato prove che c'era un cenobio, un monastero? Ma, Allora, è sicuramente... ma coincide con quello che vediamo adesso oppure è un'altra cosa? Allora, sicuramente Fulgenzio ha vissuto per un certo periodo a Cagliari, la biografia è abbastanza precisa e ci racconta che aveva fondato prima un monastero all'interno della città con alcuni compagni, però poi la gente che andava al monastero era talmente tanta che questo piccolo, diciamo, luogo domestico era diventato insufficiente. Allora chiese al vescovo Brumasio un territorio lontano dal frastuono della città e specifica il testo vicino alla Basilica di San Saturnino, quindi questo è un dato sicuro. L'archeologia ci ha dato la chiesa che vediamo oggi, che è del periodo dei Giudici, quindi dall'undicesimo secolo in poi, però utilizza una parte ancora del martirium bizantino, quindi collocabile, secondo gli ultimi studi di Roberto Coroneo, fra il VI e il VII secolo. Però sotto gli scavi hanno restituito un ambiente più antico, più piccolo, forse ad un'unica navata, ad un'unica aula, che potrebbe essere quello che Fulgenzio ha trovato, e attorno a questo potrebbe aver costruito il suo monastero. Non tutto il terreno intorno alla chiesa è stato oggetto di scavo, quindi andando avanti si potrebbe anche trovare qualcosa del periodo di Fulgenzio. Ascolti, adesso visto che siamo su questo argomento, ma secondo lei è giusto che ci sia la basilica qui in Rai-Ban? Beh, io diciamo... L'ha trovata così? Io sono venuta qui la prima volta nel 1981 a fare scavi a San Saturnino e non era così. Quindi sì, fa un po' effetto, devo dire, però poi per qualsiasi monumento intervengono delle esigenze che sono anche quella della tutela, della manutenzione, del rapporto con la città, quindi insomma diventano discorsi più delicati che riguardano anche la statica del monumento, quindi non sono mie competenze. Ascolti, dottoressa e professoressa, ecco, ci parli della San Saturnino, Sant'Efisio e altri. Ecco, quanto l'archeologia aiuta a determinare la storicità di questi santi? Quali strumenti ci dà l'archeologia per poter dire, ecco, San Saturnino è realmente esistito, Sant'Efisio sì? Il tema è molto delicato perché sono figure che noi conosciamo attraverso dei racconti che si chiamano passiones, proprio perché puntano l'accento e mettono in evidenza il momento della morte, il grande sacrificio, l'eroismo di queste persone, e su una base di forse verità sono infarcite poi di dettagli assolutamente inventati, torture improponibili, quindi sono dei racconti belli da leggere però assolutamente particolari. Quindi è chiaro che queste figure hanno molto di un alone di fantasia.
L'archeologia aiuta soprattutto a confermare l'antichità del culto. Quindi noi attraverso l'archeologia possiamo sapere se quel santo è stato oggetto di culto in epoca antica, perché troviamo le tracce. Troviamo per esempio un addensamento di sepolture, perché si pensava che se si veniva sepolti vicino al santo si aveva una sorta di crediti per arrivare prima nel regno dei cieli, sì. Oppure si trovano i graffiti devozionali di chi andava appunto a pregare sulla tomba del santo e lasciava qualche preghiera per i propri defunti. Quelle sono tracce sicure del culto antico. Più il culto è antico e più c'è una possibilità ovviamente che ci sia la storicità di questo santo. Però ecco, in questo l'archeologia proprio sulla storicità aiuta di meno, è più una materia di agiografi, di studiosi di storia della Chiesa che non di archeologi veri e propri. Ecco, a livello regionale, ecco, qual è lo stato, diciamo, io la chiamo stato di salute dell'archeologia? Come sono gli studi di archeologia che ci consentono di ricostruire le prime tappe del cristianesimo in Sardegna? Gli studi sono anche in proporzione, in rapporto con il resto, diciamo, del dibattito internazionale e nazionale, sono ad un buon punto. Diciamo che c'è da recuperare un po' di tempo passato, perché in Sardegna l'archeologia per molto tempo ha puntato sull'età nuragica, che è ovviamente un aspetto molto particolare e molto connotante, quindi le energie sono state impegnate più che altro relativamente a questo periodo. Avevamo il professor Lilliu che era Sì, il padre dell'archeologia sarda. Assolutamente, sì, è stato e ancora fuori della Sardegna. Spesso quando si parla di Sardegna archeologica si pensa ai nuraghi. In realtà la Sardegna, come tutte le regioni, ha attestato tutte le fasi storiche. Quindi c'è un po' da recuperare il tempo. Ci sono ancora molti aspetti da chiarire, ritornando alla cattedrale che mi chiedeva prima. Non solo la cattedrale di Cagliari non è conosciuta, neanche quella delle altre città antiche, a parte Tarros, perché è stata ritrovata. Quindi c'è ancora molto da fare, però diciamo che la ricerca comunque sta andando piuttosto avanti e sta andando avanti anche con gli strumenti assolutamente al pari di quello che accade in altre regioni dove l'attenzione al cristianesimo è stata più precoce. Prendiamo il Lazio per esempio, per ovvie ragioni. Ascolti professoressa, secondo lei quali sono i filoni di studio in questo momento particolarmente interessanti nel suo settore, archeologia cristiana e bizantina, in Sardegna? Adesso sì, si sta molto indagando sulle realtà urbane, si sta cercando di ricostruire l'assetto delle città prima che ci fosse lo spostamento dalle città costiere all'interno, non so, l'abbandono di Tarros per Oristano, Cagliari, come ripeto, si è mossa più volte, Porto Torres a un certo punto è stata abbandonata, lo stesso Olbia ha avuto delle vicende un po' così particolari, quindi si sta cercando con gli scavi di ricostruire come erano realmente queste città e quindi prima o poi la cattedrale si troverà sicuramente. E poi nel territorio, ecco, un altro aspetto diciamo molto importante in questo momento è la ricerca sul territorio, perché accanto alle grandi città c'erano comunque i piccoli villaggi che nascevano sempre attorno ad una chiesa, avevano sempre un punto di riferimento in una chiesa e quindi si sta andando avanti anche in questo senso. Passaggio dall'archeologia, ecco, dal mondo pagano al mondo cristiano attraverso le testimonianze archeologiche. Così ci sono delle realtà particolari che ci aiutano a capire questo passaggio. Ma il passaggio anche in Sardegna è molto graduale. Intanto al cristianesimo aderivano alcune persone all'interno di una famiglia che magari poteva rimanere pagana, quindi si trovavano le due realtà insieme e cominciamo a vederlo per esempio nell'iconografia, nelle pitture, dove i modelli pagani vengono però riletti in chiave cristiana, quindi anche i miti pagani assumono, ad esempio Ercole viene visto in realtà non più come un uomo dalla forza fisica, ma diciamo paragonato al Cristo che ha una forza spirituale, quindi vengono rilette alcune realtà in questo senso. È un passaggio graduale, come anche negli altri luoghi. Una nota dolente, le risorse per fare archeologia cristiana. Quasi assenti, possiamo dire, non solo archeologia cristiana, archeologia in generale. Ma sappiamo tutti il momento in cui stiamo vivendo, tagli ai finanziamenti ci sono in tutti i settori, a cominciare dalla sanità, stiamo vedendo adesso che è una cosa ancora più grave. Naturalmente il settore della cultura è uno di quelli che ne risente prima, insomma. Quindi. Ci può dire quali filoni ecco, il suo istituto sta seguendo in particolare in questo periodo?
Ma noi siamo diverse discipline e quindi ogni settore Beh, più il o suo, meno, quello quello dell'archeologia dell'archeologia cristiana, sì, cristiana, e bizantina. ma più o meno questo che le ho già detto, cioè ricerche nel campo dell'archeologia urbana. Noi lavoriamo molto su Cagliari e quindi I giovani seguiamo, sono molto sì. interessati, soltanto che posti di lavoro non ce ne sono. Infatti quello è un tasto dolente, però comunque purtroppo bisogna dire che posti di lavoro ce ne sono pochi anche in altre discipline. E no, c'è una buona ondata di giovani che mostra molto interesse per i beni culturali e questo è un lato, è un aspetto molto positivo, perché finché non c'è interesse per i beni culturali continuerà ad essere un campo senza lavoro. Ascolti, l'ultima domanda riguarda questo. Ecco, qual è lo stato di salute degli studi sull'archeologia cristiana in Sardegna? Direi buono, nel senso che comunque si sta producendo molto anche dal punto di vista di Ho visto che pubblicazioni, di lei, solamente lei, divulgazione. ha quasi 140 pubblicazioni. Comunque diciamo anche i miei colleghi stanno pubblicando Si molto. difendono bene. Cerchiamo Mm, mm. soprattutto di divulgare quello che troviamo in modo da diffondere, insomma, le conoscenze che poi possono essere anche modificate, perché andare avanti con le ricerche significa talvolta anche riscrivere alcune cose, rendersi conto che magari si era letta qualche testimonianza in maniera sbagliata, quindi cerchiamo sempre in tempo reale di dare l'informazione di quello che troviamo. Uno dei suoi studi più, ecco, che hanno aiutato a riscoprire, ecco, la cultura cristiana in Sardegna, l'evoluzione della cultura cristiana in Sardegna, qual è stato? Ce lo può dire, i Ma suoi principali? diciamo che uno dei miei filoni principali è proprio questo legato al culto dei santi. E per il resto poi Quindi quali santi in lavoriamo. particolare sono Io mi stati? sono occupata di San Saturnino e poi anche dell'arrivo dei culti orientali nel momento in cui la Sardegna diventa bizantina, Bizantina. quindi molti culti che vengono proprio mutuati dalla capitale, da Bisanzio. E per il resto poi lavoriamo anche in gruppo, anche in collaborazione con altri colleghi, quindi più che altro l'archeologia urbana, ecco, di Ecco, queste città. soprattutto nel Campidano di Cagliari, ma non solo, ci sono molti santi che provengono dalla cultura bizantina, dalla chiesa bizantina, Santa Greca, Santa Vittoria. Ecco, come mai? Come mai questa... Come arrivano? come arrivano e come mai fanno presa sulla popolazione ancora oggi? Ma oggi si mantiene la tradizione, io penso come anche per altre credenze. E all'epoca probabilmente arrivarono proprio con i militari, come dicevamo prima, perché l'imperatore mandò diversi funzionari militari per impiantare un sistema di difesa in Sardegna e quindi creando delle postazioni militari hanno creato dei piccoli insediamenti dove hanno anche fondato il luogo di culto nel quale hanno messo il culto della propria origine, quindi del proprio paese. E infatti molti di questi territori presentano culti come San Teodoro, San Giorgio, che erano poi i protettori dei militari, quindi probabilmente si portavano dietro proprio il culto, diciamo il santo protettore per la loro attività. Ascolti, adesso ne parlo perché pensavo a Sant'Antioco, dove voi siete stati Sì. durante questo convegno. C'è stato per un certo periodo in Sardegna una specie di polemica tra Sant'Antioco e Sant'Agostino, perché quelli di Sant'Antioco dicevano il patrono della Sardegna o pro patrono della Sardegna e Sant'Antioco invece da Cagliari qualcuno diceva Sant'Efisio, Sant'Agostino o Sant'Efisio, sì. o Sant'Efisio. Il parere della scienza qual è? Il parere della Questione di lana scienza, caprina. sì, nel senso che Sant'Antioco ha un culto abbastanza antico, Sant'Efisio almeno dall'età bizantina viene venerato e in realtà la figura di patrono di Sant'Efisio è molto più recente, cioè nasce nella Sardegna spagnola quando Sant'Efisio si ritiene avesse protetto gli abitanti dall'attacco mi sembra dei francesi o Sì, dalla peste, adesso non ricordo dalla più, dalla peste, peste. si inizia con la E peste. quindi diciamo la sua funzione di patrono. Sant'Antioco in realtà era patrono di Sant'Antioco e basta, E basta. quindi Quindi, sono questioni recenti, però diciamo. il sito di Sant'Antioco è È particolarmente molto, importante. sì, molto importante. Per quali motivi ce li può...
Allora, intanto è l'unica catacomba della Sardegna, l'unica vera catacomba della Sardegna, perché per il resto abbiamo tutti i cimiteri non sotterranei e abbiamo qua e là qualche grotta, come anche al cimitero di Bonaria. E poi è un cimitero piuttosto antico in cui a un certo punto viene inserito questo culto del santo. È stata ritrovata questa tomba nel Cinquecento con delle ossa, adesso non sappiamo se del santo o meno, si ritiene comunque del santo, e comunque il luogo ha avuto tutta una serie di trasformazioni, la chiesa in epoca bizantina, le trasformazioni nell'età dei Vittorini, quindi si vede che era un luogo molto importante, è una delle più antiche attestazioni sicuramente. Questa è veramente l'ultima domanda di pratica. I beni culturali possono diventare una risorsa economica per la Sardegna? Sì, pensiamo solo a Pompei. Pompei è una risorsa economica per tutta Italia, non soltanto per la Campania, perché è stato sempre considerato un sito molto importante, è una testimonianza fondamentale della vita dell'antichità. Purtroppo per gli abitanti della città il fatto che siano stati sepolti sotto questa lava ha fatto sì che si fermasse nel tempo la vita di una città romana. Però ci sono delle condizioni perché diventano delle risorse anche economiche, è vero? Ma intanto Che siano diciamo curati. la creazione di parchi archeologici, la creazione di siti che siano in grado di accogliere i visitatori con tutti i servizi, la manutenzione, tenerli sempre puliti, soprattutto è crederci, cioè se si crede che il bene culturale possa essere una risorsa per l'Italia che ne ha ogni centimetro, sicuramente ci si riesce. Beh, concludiamo qui questa nostra conversazione molto bella, molto utile, molto istruttiva con la professoressa Rossana Martorelli che, come sapete, da 20 anni insegna archeologia cristiana e medievale all'Università di Cagliari. Grazie professoressa. Grazie a lei.